Con 50 capi bovini provenienti da allevamenti delle province di Sassari, Nuoro e Oristano, si è aperta ufficialmente questa mattina al quartiere fieristico San Nicola di Ozieri la prima mostra regionale del bovino di razza sardo-bruna. Una sfida quella lanciata dall'amministrazione comunale, dall'Associazione Allevatori Regione Sardegna e dall'ANACLI, che ha suscitato molto interesse. Fino ad oggi, da circa 90 anni, si è evoluta in un senso duplice, ha sempre avuto una duplice attitudine questa vacca, quindi carne, produzione di carne e produzione di latte. Vogliamo veramente indirizzare questi animali verso o l'uno o l'altra produzione. La mostra rappresenta un momento di valorizzazione di questa razza. È una razza particolarmente diffusa, nel senso in termini di numerici. Abbiamo oltre 25.000 fattrici che sono iscritte al libro genealogico e abbiamo anche circa 1.500 allevamenti iscritti. Gli studi condotti sulla specie evidenziano caratteristiche qualitative ed organolettiche eccellenti sia per le carni che per i derivati del latte. Dal latte noi facciamo la classica peretta di pattata, che è un ottimo formaggio. La sardo-bruna è un animale di un'ottima carne, soprattutto anche. Alla rassegna sui bovini si unisce la manifestazione Binos, con l'intento di creare un evento dedicato alla valorizzazione della produzione vitivinicola dei vitini autoctoni sardi legati al territorio, un binomio di grande importanza vista l'attenzione del reparto ristorazione sempre alla ricerca di nuove proposte per i cultori della cucina sarda.